Eder. Mech. Pallister. La morte di Liliana Resinovic continua a essere avvolta nel mistero, con nuove rivelazioni che aggiungono ulteriori dubbi a una vicenda già complessa. Recentemente, un nuovo esame autoptico sui resti della donna ha portato alla luce un dettaglio cruciale: una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica. Questo elemento non era stato rilevato nella prima analisi condotta dalla procura, sollevando domande importanti sulla precisione delle indagini iniziali. La scoperta della frattura vertebrale si aggiunge a una serie di segni rilevati sul corpo di Liliana, che suggeriscono possibili violenze subite. La relazione stilata dai medici legali Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli menzionava una palpebra destra apparentemente tumefatta, tracce ematiche alla narice destra e una piccola infiltrazione emorragica muscolare sulla lingua. Inoltre, furono trovate infiltrazioni emorragiche a livello del muscolo temporale sinistro e piccole pettecchie emorragiche sul capo. Questi segni potrebbero indicare una colluttazione o un'aggressione, sebbene non sia chiaro se siano stati causati da un decorso post-mortem o da un evento traumatico. Il corpo di Liliana fu trovato il 5 gennaio 2022. Nella parte boschiva dell'ex OPP, ma le indagini suggeriscono che il decesso possa essere avvenuto il 14 dicembre 2021, giorno della sua scomparsa. Questo solleva la questione se il corpo sia rimasto in quel luogo per 3 settimane senza essere scoperto. Le condizioni atmosferiche di quei giorni rendono improbabile che Liliana sia caduta accidentalmente, poiché il terreno era fangoso e i suoi abiti erano puliti, contraddicendo l'ipotesi di una caduta. Il collegio peritale nominato dalla procura sta lavorando per fornire una nuova interpretazione dei segni trovati sul corpo di Liliana. Questa nuova indagine è essenziale per comprendere se le evidenze indiziarie possano escludere l'ipotesi di suicidio, come auspicato da Nicodemo Gentile, legale della famiglia Resinovic. Gentile, che è anche presidente dell'associazione Penelope, ritiene fondamentale un approccio multidisciplinare per evitare errori metodologici e giungere a una verità complessiva. I familiari di Liliana non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e accolgono con dolore e speranza le nuove rivelazioni. Silvia Reidin, cugina della vittima, ha espresso il suo disappunto per il ritardo nella scoperta della frattura vertebrale, sottolineando l'importanza di un'analisi scrupolosa da parte di esperti come la dottoressa Cristina Cattaneo. La scoperta della frattura aggiunge una nuova dimensione al caso di Liliana Resinovic, che richiede una revisione approfondita delle indagini precedenti. Mentre la ricerca della verità continua, rimane la speranza che un approccio attento e multidisciplinare possa finalmente portare a una risoluzione di questo complesso enigma. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.